Oggi un quadrangolare di basket organizzato in memoria di Pippo Mincichè da parte del Panathlon di Agrigento. Ecco, come mai questa iniziativa? Oggi siamo giunti alla terza edizione del Memorial Professor Pippo Mincichè. Il professore Mincichè è stato un socio fondatore della nostra associazione agrigentina, un apprezzato docente che ha educato tanti giovani allo sport e soprattutto un dirigente i cui meriti sono stati apprezzati in tutta Italia, e quindi veniva proprio naturale pensare al professore Mincichè, a Pippo, con questo memorial che, ripeto, è arrivato alla terza edizione. Abbiamo coinvolto 4 istituti comprensivi di Agrigento, Agrigento Centro, Anna Frank, Rita Levi Montalcini e Lesseneto. Sono state 2 giornate, ieri ci sono state le qualificazioni, oggi ci sono le finali, terzo e quarto posto e primo e secondo posto. È stata una bella giornata, sono state 2 belle giornate di sport, i ragazzi si sono impegnati al massimo. Dobbiamo ringraziare sentitamente i dirigenti e i docenti di educazione fisica, senza i quali questa manifestazione non avrebbe avuto la possibilità di svolgersi, e soprattutto il padrone di casa, la società Real Basket, che ha messo a disposizione il palazzetto Pippo Nicosia. Grazie ancora a tutti per quello che hanno dato le varie componenti per la riuscita di questa manifestazione. Ettore, accanto a te presentiamo chi c'è accanto a te? Accanto a me c'è una persona importante, c'è Federica, che è la nipote del professore Mincichè, a cui mi fa molto piacere passare la parola. Federica, allora un momento sicuramente bello per ricordare Pippo. Esatto, un momento meraviglioso che ci onora per essere qui, e soprattutto perché immagino mio nonno sarebbe stato felicissimo di vedere tutto questo. Poco fa stavo appunto riflettendo sul fatto che proprio i giovanissimi sono stati il suo centro. Lui aveva tanto piacere nel vedere i ragazzi giocare, divertirsi, giocava con loro e gli insegnava loro che la prima cosa era proprio quella di mettere il cuore nello sport che decidevano di praticare. Lo sport è stato sempre il suo baluardo ed è stato probabilmente l'emozione più grande che lui ha potuto provare, sia come tecnico che come dirigente che come socio fondatore del Panathlon Club. Siamo davvero onorati di poter essere qui. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato e grazie a tutti coloro che lo hanno reso possibile. Parliamo di questa iniziativa, lei ha messo a disposizione la struttura del palazzetto, non è la prima volta, ma l'ha fatto anche in altre occasioni. Sì, vabbè, il palazzetto è della città, quindi tutte le manifestazioni che vengono organizzate da altri enti, soprattutto quelle scolastiche, noi ovviamente gli diamo supporto, organizzazione e li mettiamo nelle condizioni per far riuscire bene l'evento. Lei ha conosciuto Pippo Mincichè, magari un suo ricordo? Come no, Pippo Mincichè era dirigente della Fortitudo quando io giocavo ed era una sorta di tuttofare, aveva un'umanità nei confronti dei ragazzi, di noi ragazzi, che era di quei tempi, nel senso che oggi forse non si trovano più dirigenti che hanno questa capacità, ed era veramente un uomo di sport, perché oltre alla pallacanestro lui è stato un grande uomo di sport anche soprattutto nella scuola, era uno degli insegnanti di educazione fisica più attivi, era quello che insomma aiutava il provveditorato quando si creò il trofeo di Carnevale tra scuole, insomma un grande uomo di sport.